sofferenza, ma gloria a Dio abbiamo una speranza. La nostra speranza è Gesù, vero? Gloria al Signore. Leggiamo in Giobbe, capitolo 35, dal primo verso. Alleluia. Giobbe, capitolo 35, dal primo verso, leggeremo tutto il capitolo, sono 16 versi. Gloria al Signore, amen. Il Signore sia lodato. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la santa parola di Dio. Inizio la lettura. Poi Eliu riprese il discorso e disse: credi tu d'aver ragione quando dici la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Infatti hai detto: che mi giova, che guadagno io di più a non peccare? Io ti darò la risposta, a te e agli amici tuoi. Considera i cieli e vedi, guarda le nuvole, come sono più in alto di te. Se pecchi, quale inconveniente gli procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia e ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più saggi degli uccelli del cielo? Là gridano, ma egli non risponde, a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Ma ora, perché la sua ira non punisce? Perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni? Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole irragionevoli. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Parliamo, dicevo, introducendo, di sofferenza. Quando si parla di sofferenza non si può non rivolgersi a questo libro, Giobbe, che racconta di questo uomo, Giobbe, che ha molto sofferto. Aveva tutto e gli è stato tolto tutto. Aveva una bella posizione, era ricco, aveva una bella famiglia, una moglie, dei figli, aveva onore, ma gli è stato tolto tutto. E attraverso un periodo, possiamo dire, non solo difficile da vivere da un punto di vista materiale, ma attraversa anche una crisi profonda, spirituale, che lo porta anche a contendere con Dio, a dire delle cose irragionevoli, a dire: io sono giusto, perché mi è capitato questo? E in effetti la parola di Dio ci dice al primo capitolo che egli era un uomo considerato giusto, ma si presenta il diavolo davanti a Dio e gli dice: vedi il tuo servo Giobbe, ti serve, ti onora, ti prega, perché ha tutto, tu gli hai dato tutto, per questo lui ti adora, ti teme. Togligli tutto, guarda che ti rinnegherà. Ecco, Dio permette al diavolo di togliere tutto, di agire, ma pone un limite. Dice: stai attento a non toccare la sua anima. E così avviene, gli toglie tutto. La moglie lo lascia, le figlie muoiono, perde ogni cosa, greggi, onore, si ritrova dove mai aveva pensato di trovarsi, nella miseria più misera. Gloria a Dio. Ma in questo contesto egli poi arriva ad una conclusione.
verso la fine del libro, scopriamo che cosa? Che alla fine si arrende a Dio. Era lì sempre che contendeva, ragionava, pensava e si vedeva sempre giusto. Ma alla fine poi si arrende a Dio. Dio lo fa parlare e poi gli dice: puoi parlare, adesso fa parlare me. Cosa gli dice? Dove eri tu, Giobbe, quando io ho creato il cielo, il mare, la terra, gli alberi, le montagne? Dove eri tu? Ho chiesto consiglio a te come fare, come creare, come creare. Giobbe si arrende. Io riconosco che tu sei Dio. Quando si arrende Giobbe, il Signore può intervenire nella sua vita. Alleluia, lo benedice. Gli ridà tutto quello che aveva perso, ma ancora di più ricchezze. Gli dà una moglie, più figli, ancora più belle di quelle che aveva prima. Perché si era arreso, aveva capito che l'uomo è uomo e che Dio è Dio. Dio può fare ogni cosa. Noi non possiamo fare ogni cosa. Noi possiamo solo essere i suoi figli. Amen? Possiamo ricevere da Lui le benedizioni che Lui ha da darci. Gloria al Signore. In questo capitolo che abbiamo letto, questo Eliu esorta Giobbe a ricercare Dio in quel momento di afflizione. Dice delle cose insensate, che mi giova, che guadagno ne ho non aver peccato, oppure a peccare ancora, che cosa mi serve? Eliu fa capire che dice solo delle cose insensate. Fratelli e sorelle, a volte quando siamo in piena crisi spirituale anche noi diciamo cose insensate del tipo: ma dov'è Dio? Non vede? Gloria al Signore. Dio vede. Io credo che Dio vede. Io credo che Dio ascolta. Io credo che Dio è qui in mezzo a noi questa mattina. Io credo che il Signore sa e vede il profondo dolore che è nel tuo cuore. Le domande che tu ti poni, Dio le conosce. Alleluia. Ma da parte nostra, come reagire? Cosa fare quando siamo nelle difficoltà? Alleluia. L'Apostolo Paolo scrive in Romani capitolo 12, versetto 12, dice così: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Amen. Questo in sintesi è quello che dobbiamo fare noi giorno dopo giorno nella nostra vita quotidiana. Allegri nella speranza. Abbiamo una speranza. In virtù di quella speranza noi dobbiamo trovare la gioia, l'allegria per quella speranza. Abbiamo una luce davanti. Amen. Non è che tutto buio intorno a noi, ma Dio ci ha dato una luce, una via d'uscita. Amen. Paziente nella tribolazione. Chi è che non si trova nella tribolazione? Tutti abbiamo le nostre tribolazioni. Ma devi essere paziente, devi sapere aspettare, perché si pensa che cosa? Che il mio problema, la mia causa, il Signore non la vede, non conosce il mio bisogno, sono lì da solo. Invece non è così. Elio dice a Giobbe: quando dici che non lo scorgi, che non lo vedi, che non ti accorgi della presenza di Dio, sappi che la tua causa invece ti sta davanti. Amen. E poi dice: sappilo aspettare. Amen. Bisogna anche sapere aspettare. Pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Devi saper aspettare. E mentre aspetti devi continuare a pregare, essere
perseverante nella preghiera. Amen? Alleluia. Quando interverrà il Signore? Lui sa quando intervenire, Lui sa come intervenire, quando intervenire. Amen? Alleluia. Certo, secondo il nostro metro di valutazione, secondo la nostra visione umana, il tempo di intervento di Dio deve essere ora, subito, adesso. Quindi no, ti prego, ora. Gloria al Signore. Leggiamo Ebrei capitolo 4, versetto 16. Lo scrittore dice così: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen? Alleluia. Il tuo dovere, quello che tu puoi fare, devi fare, è accostarti con piena fiducia al trono della grazia di Dio. Amen? Qual è il trono della grazia di Dio? Quando sei alla sua presenza, senti la sua presenza, puoi dire: sono davanti al trono della grazia di Dio. Amen? E lì, in quel trono della grazia di Dio, davanti al trono della grazia di Dio, alla sua presenza, tu puoi ottenere la sua misericordia, puoi trovare grazia agli occhi suoi e puoi trovare il soccorso al momento opportuno. Amen? Amen. Dio sa ogni cosa. Alleluia. Certamente stiamo pregando da tanto tempo che il Signore ci liberi da questa pandemia. Vuol dire che ancora non è il momento di farlo. Vuol dire che questo momento ci servirà a qualcosa. Amen? Parlando con qualche fratello, con qualche pastore, anche che ci confrontiamo e parliamo dei problemi vari, ci auguriamo che quando finisce tutto possiamo tornare non come prima, ma meglio di prima, più ferventi. Amen. Amen. Con una coscienza più viva, sapendo chi stiamo servendo, perché è entrata nella Chiesa troppa superficialità, come se Dio dovesse essere al nostro servizio e non noi invece al servizio di Dio. Deve essere questa la visione, noi al servizio suo, non Lui al nostro servizio. Amen? Se tu hai questa visione che sei al servizio di Dio, accetti anche la sua benedetta volontà. Amen. Che non è detto che la volontà di Dio sia sempre facile da comprendere. A Giobbe ci è voluto del tempo per comprendere perché Dio avesse permesso tutta quella sua sofferenza. Però poi dopo ha potuto dire: le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi hanno visto. Amen. Una cosa è sentir parlare, una cosa è vedere la gloria di Dio, e Giobbe ha potuto vedere la gloria di Dio e l'amore di Dio per la sua vita. Era un tempo necessario affinché il nemico potesse essere confuso, sconfitto, deluso. Il nemico voleva dimostrare che Giobbe serviva a Dio perché aveva tutto, ma Dio conosceva il cuore di Giobbe. Amen. E sapeva che non era così. Sapeva che Giobbe comunque, anche se uomo è uomo, aveva attraversato un periodo di crisi, comunque il suo cuore apparteneva a Dio. E nonostante umanamente era in crisi, lo possiamo comprendere, io non vorrei mai trovarmi in quella condizione, comunque c'era qualcosa, una fiammicella accesa, piccola, che rimaneva accesa. Anche se diceva cose insensate, anche se era circondato da amici che invece di incoraggiarlo gli continuavano a dire che è successo questo perché tu hai peccato.
E lui non faceva altro che esaminare se stesso e dire: ma io non ho peccato, sono giusto. E se la prendeva con Dio. Perché mi è capitato questo? Gloria al Signore. Dopo si è dovuto arrendere, noi dobbiamo imparare ad arrenderci. Perché ponendoci troppe domande e non riusciamo a dare una risposta, restiamo sempre nella confusione. Ma quando ti arrendi, quando ci arrendiamo a Dio, scopriamo che il nostro posto è, sì, nella sofferenza, ma nella speranza dell'intervento di Dio. Sì, nella sofferenza, ma nella fede viva in Cristo Gesù. Amen. Sì, nella sofferenza, ma nel credere che il Signore stenderà la sua mano e mi libererà dalla sofferenza. Amen. Amen. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice così, no? Abbiamo letto in Romani: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione. Amen. Gloria al Signore. Sperimentare la vita cristiana è questo: sperimentare Dio che si prende cura di te. Gloria a te. Amen. Amen. Alleluia. Accettare Cristo non vuol dire avere assicurato una vita terrena facile. Gesù non ha avuto una vita facile, sapete? Re dei re, Signore dei signori. C'è posto? Mia moglie è incinta. Non c'è posto. C'è una stanza? Mia moglie è incinta. Non c'è posto. Il figlio di Dio è nato in una grotta. Amen. Ma anche in quella grotta è stato onorato. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaia parla di Cristo come uomo di dolore, familiare con il patire, con la sofferenza. Amen. Gesù è stato un uomo di dolore, ha sofferto nella sua vita. Per questo può comprendere anche la tua sofferenza. Perché lui ha sofferto veramente. Non è stato capito dai suoi fratelli, aveva dei fratelli, delle sorelle, sì. Altre figlie erano molto Maria e Giuseppe. Non è stato neanche capito dai suoi familiari, creduto dai suoi familiari. Alleluia, amen. Si portava dietro un discepolo che poi lo avrebbe tradito. A quei discepoli aveva dato tutto, la sua amicizia. Amen. Aveva provveduto a sfamare 5.000 uomini, una folla intera, non considerando le donne e i bambini. Una folla sfamata, con 5 pani e 2 pesci. Le folle lo acclamavano, eppure quella stessa folla un giorno davanti a lui e Barabba, chi scelse di salvare? Barabba. Chi disse di crocifiggere? Gesù il Cristo. Amen. Uomo di dolore, cosa aveva fatto di male? Aveva trasgredito la legge? Anzi, aveva predicato di rispettare la legge. Dai a Cesare quello che è di Cesare e dai a Dio quello che è di Dio. Neanche lì lo potevano accusare. Signore, ma è giusto che noi paghiamo le tasse? Prese una moneta da un pesce. Cosa c'è? Cosa vedi? L'effigie di Cesare. Dai a Cesare quello che è di Cesare. Dai a Dio quello che è di Dio. Amen. E che cosa potevano accusarlo? Faceva del bene, guariva gli ammalati, non guardava il giorno, se era sabato, se era venerdì, anche di sabato ha guarito, e lo accusavano di aver guarito il giorno di sabato. Uomo di dolore, familiare con il patire, se ha sofferto Cristo, vuoi che la tua vita sia immune dalle sofferenze? Però servire Cristo è qualcosa di molto, ma molto bello, nonostante le sofferenze terrene. Sentire la sua presenza, avere uno scopo per vivere,
poter dire come Paolo: il mio vivere è Cristo. Amen. E il morire mi è di guadagno. Amen. Che bella visione. Il vivere è Cristo. E se muoio, guadagno. Cosa guadagno? Il cielo. Amen. Che bella visione. Gloria a Dio. Io ti dico, qual è la tua visione? Signore, dacci una visione. La Chiesa ha bisogno di una visione. Non possiamo frequentare la domenica, grazie a Dio anche in tempo di Covid, per qualcuno siamo qui, qualcuno non viene, ma abbiamo bisogno di una visione. Io so perché faccio questo servizio, non guadagno nulla, non lo so perché lo faccio. Per chi lo faccio, io lo so. E questo mi dà la forza. Amen. Gloria al Signore. Quindi servire Cristo per avere una vita facile non è questa la visione giusta. Servire Cristo per abitare con Lui per l'eternità è una visione giusta. Alleluia. Amen. Servire Cristo perché il cielo ci appartiene è una visione giusta. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di mettere veramente in pratica i valori del cristianesimo. Il valore della grazia di Dio che Lui ci ha concessa a noi gratuitamente, senza che noi lo avessimo meritato, né che lo meritiamo ancora oggi. Alleluia. Ogni credente possa dire: i miei occhi hanno visto il Re. Gloria di ogni credente possa dire: i miei occhi hanno visto la gloria di Dio. Alleluia. Sentiamo la presenza di Dio nel nostro mezzo, quando stiamo insieme, sentiamo la sua presenza, sentiamo qualcosa che arde dentro di noi. Alleluia. Applichiamoci a questa gioia che sentiamo ora in questo momento. Sentiamo la presenza di Dio. Alleluia, applichiamoci, apriamo il cuore sempre di più alla presenza del Signore e cambierà tutto dentro di noi, la nostra visione, il nostro modo di agire, di fare, di vedere le cose, la prospettiva che abbiamo per il futuro, tutto cambierà. Perché potrai dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive ora in me. Alleluia, amen. Di fronte alle difficoltà, anche se umanamente è comprensibile, potrai anche sbagliare a dire le cose, a rivolgerti a Dio in un modo sbagliato, forse anche, tra virgolette, lasciatemi dire, a litigare con Dio, no? Sappi che comunque qualcosa di bello, una radice bella c'è dentro di te. Quando Gesù ha toccato il tuo cuore, ha lasciato un segno. Potremmo anche forse essere insensati come lo è stato Giobbe, alleluia, ma poi lo Spirito Santo ci porterà alla riflessione e a considerare che io e te non siamo niente. Amen? E a dire sinceramente: Signore, sia fatta la tua volontà, come è fatta in cielo, sia fatta qui sulla terra, ma sia fatta anche nella mia vita. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia, vogliamo chinare il nostro